Una storia che poteva finire subito e che invece ora rischia di trascinarsi all'infinito. È la critica mossa dalle opposizioni in Consiglio Comunale a Vittorio Veneto sulla guerra al prosecco dichiarata dai genitori dei bambini che frequentano l'asilo di San Giacomo di Veglia. Bersaglio delle polemiche, manco a dirlo, il sindaco Roberto Tonon. Si trattava di allontanare un vigneto dall'asilo di San Giacomo, lo poteva fare tranquillamente con un'ordinanza, perché l'ordinanza del sindaco, essendo il responsabile sanitario della città, lo poteva fare tranquillamente e fare sì che il proprietario potesse stare a 20-30 metri anziché i 10, senza fare una modifica del regolamento di polizia rurale che va a danneggiare anche altre aree che magari non sono interessate per niente. Strada lunga, tortuosa e che adesso ha innescato un contenzioso legale dei tempi biblici, secondo Darè, pungente nei confronti del sindaco anche sul fronte del paventato scambio dei terreni con quelli dell'ex eliporto. Uno scambio che non è fattibile perché l'area ex eliporto è a tutti gli effetti del demanio militare, non è del comune di Vittorio Veneto, quindi non si possono scambiare cose che non si hanno. Ma la critica più feroce Darè la riserva il colpo di mano con la piantumazione delle barbatelle in barba, ironizza Darè, al sindaco e le sue decisioni. Ha preso la cosa secondo noi con superficialità. Se lei fosse stato sindaco e dopo aver mandato l'ordinanza avesse visto che le barbatelle le mettevano giù lo stesso, cosa avrebbe fatto? Ma poi ci sono i vigili urbani e naturalmente anche i carabinieri.